Allora, andiamo in diretta. Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati a tutti. Siamo in ritardo come al solito, insomma, ieri è stata lunga e stasera ancora di più. Ring di nuovo alle 21 su Tele4. Vi dico soltanto che siamo nel caos più totale, ma è evidente anche dai numeri purtroppo della nostra pagina. Rischiamo di doverne aprire una nuova perché è così complicato risistemare questa pagina che grazie a Facebook vabbè, ragazzi, non ve lo racconto neanche, che rischio di doverne aprire una nuova, ma insomma ne verremo a capo, vi terremo aggiornati. Ciao Giuliana anche da Instagram, siamo in diretta su YouTube, avevo avvertito gli amici del canale Telegram insomma dell'arrivo di questa nostra strana rassegna stampa, vediamo oggi cosa c'è sui giornali, anche che cosa è successo ieri sera a Ring. Ciao Rita, ciao Romana, stiamo andando di male in peggio con Speranza, oggi c'è un'intervista straordinaria sul Corriere, tra poco la commentiamo. Buongiorno Aldo, oggi sono puntuale, brava Rita. Nadia, eccomi, buongiorno Ferdinando, ciao ancora anche Alan, Pippo, buon trovato anche a Alessandro, mitico. Allora, voglio soltanto dirvi un'altra cosa prima di cominciare, buongiorno Ferdinando, che, che appunto volevo cominciare con quello che si racconta. Ciao Andrea, anche lui ieri sera ospite a Ring mitico, e buongiorno Ferdinando anche a Jenny, buongiorno a te. Che cosa è successo? Non riesco a entrare a Telegram, dice Giuliana, e bisogna solo cercare il nome Ferdinando Avarino, è un'applicazione, quindi voi cercate Ferdinando Avarino in questa applicazione, c'è il canale, vi unite ed è abbastanza semplice. Lì appunto pubblichiamo tutti gli articoli e speriamo le dirette corrette quando sistemiamo la pagina Facebook. Ci stanno lavorando più o meno da 15 giorni, sono sicuramente casini che ho combinato io conoscendomi, ma Facebook ci schiaccia! E ora che ho detto questa cosa evidentemente lo farà ancora di più. Fantastico, viva l'algoritmo. Allora, detto questo, prima di leggervi le aperture dei giornali oggi e un paio di cose, l'OMS, il capitano di fregatura, Conte che torna, Speranza alla sua intervista, la Gelmini che dice una cosa completamente diversa da quello che dice Speranza in qualche pagina più in là in un altro giornale, tutte queste cose che oggi raccontiamo in vista della Pasqua, in questo venerdì santo. Voglio cominciare dall'intervista di Massimiliano Fedriga ieri sera, cioè il governatore è stato ospite in apertura di Ring ieri sera, e che cosa ha detto fondamentalmente? Due o tre cose importanti che, guardando i dati delle morti Istat, in realtà il Friuli Venezia Giulia è quello che è aumentato di meno nei decessi rispetto ad altre regioni. Si è fatto una grande cronaca del disastro del Friuli Venezia Giulia nelle ultime settimane con molti contagi. Questo è il dato del 2020, primo aspetto. Secondo aspetto, quello che più mi interessa, e poi arriviamo al terzo che è il titolo vero, cioè, caro Presidente, questo sistema a colori ha funzionato o no, secondo lei? Lì c'è un passaggio in cui, mentre facevo la domanda, non era inquadrato il Presidente e scuoteva la testa. Poi in realtà ha fatto un discorso un po' più democristiano, ma si intende che secondo il Presidente della Regione del Friuli Venezia Giulia, uomo di peso della Lega, il sistema a colori non ha funzionato, perché alla fin fine l'abbiamo capito credo un po' tutti. Adesso cominciano a scrivere che c'è un crollo nei contagi, ieri comunque erano notevoli, non tanti morti, ma è l'ultimo dato purtroppo a diminuire, visto che non abbiamo vaccinato prima le persone più in difficoltà, ma le categorie essenziali delle quali abbiamo parlato con Federica. Cioè, che cosa ci dice il Presidente? Alla fin fine questo virus fa la curva che deve fare e noi continuiamo con le chiusure. E Speranza lo dice anche oggi sui giornali, continuiamo con le chiusure e facendo questo tipo di chiusure alimentiamo un altro mercato. Audio da solo ogni tanto da Facebook, pure questo c'è. E quindi alimentiamo che cosa? Che, l'ho detto il Presidente ieri sera, qualche parrucchiere magari lo fa abusivamente a casa, va nelle case, vengono in casa sua, lui fa i capelli, e qualcuno per le mani, e qualche altro tipo di lavoro, e le feste a casa, e la Pasqua voglio vedere come andrà, e le cene in casa prima del coprifuoco, dopo il coprifuoco. Chi di noi non è stato invitato per esempio a fare una cena, persino a dormire a casa delle persone
per evitare poi di uscire con il coprifuoco dopo le 22. Cioè è questo l'atteggiamento di tutti noi che ormai siamo esasperati, non ne possiamo più. Comandano i dati, su questo non c'è alcun dubbio, purtroppo comanda la salute, comanda le difficoltà che hanno gli ospedali. Ecco, questo deve comandare, perché purtroppo tanti contagiati, di questi tanti pochissimi finiscono in ospedale e di questi pochissimi ulteriori pochissimi in terapia intensiva. Il problema è che è tanto il volume, ma l'effetto di avere invece delle regole chiare, dei comportamenti chiari, dei controlli veri, che non siano i 70.000 uomini di cui abbiamo parlato tante volte nelle strade, che torneranno adesso, sono sempre quelli che girano adesso per Pasqua, forse avrebbe un effetto migliore anche sul fronte dell'economia, perché da adesso i contagi crolleranno inevitabilmente. I vaccini, ma poco effetto mi sembra di capire, al di là delle coorti sanitarie e degli ospedali, ma soprattutto per il caldo. Oggi è una giornata coperta qui a Trieste, ma sicuramente ci sarà il sole, c'è stato il sole in questi giorni, si alzano le temperature, cioè è questo il dato. Non ha funzionato il sistema colori, di fatto lo fa intendere molto chiaramente il presidente Fedriga, e secondo aspetto, tutte queste eccessive chiusure portano a un'esasperazione e a comportamenti alternativi. Era difficile capirlo? Vediamo un po' di messaggi, poi vi dico che cos'altro ha detto il presidente. Urca. Allora, quanti ce ne sono? Sabri, Ferdi, ci svegliamo al mattino, siamo assuefatti dai numeri, dai contagi, dai deceduti, dal fatturato che cala, dalla chiusura delle aziende, dati Confcommercio, 390.000 imprese chiuse nell'anno 2020 del Covid. Ieri avevo un imprenditore che, oltre ad avere un ristorante, anche un bar, qui a Trieste, il Bar Rex, se non sbaglio. Bene, il comparto rischia di perdere 1 milione di posti di lavoro in Italia. 1 milione di posti di lavoro in Italia, è esagerato? Va bene, sarà esagerato. Fosse anche la metà, è un numero pazzesco. Ciao Edo, ben trovato. Vincenzo, mitico. Condividete, ragazzi e ragazze, mi raccomando. Buongiorno direttore, Valeria, Edo ancora. Siamo nel caos totale, tutti contro tutto, regole incongrue, discriminazioni turistiche per gli italiani, i lavoratori del settore, un paese allo sbando. Max che dice: buongiorno Ferdinando. Aldo, ho fatto un po' di conti. Teatri chiusi, palestre chiuse, ristoranti e bar, quant'altro chiuso. Mi sembra che i dati non siano diminuiti, non capisco. E purtroppo, vedi, allora contano i colori, i colorini, le chiusurine, oppure conta che questa curva fa sempre la sua curva, a prescindere da quello che succede. E allora stiamo tutti chiusi come nel vero primo lockdown, e quante volte abbiamo detto pianifichiamo chiusi veramente tutti i 15 giorni. E non avremmo avuto questa agonia che dura fino ad adesso, tutto aprile, poi a maggio ci dice la Gelmini torneremo a vivere, vediamo dopo le interviste. Ferdi, ora aspettiamo una diretta nella stupenda Trieste, hai ragione, dopo quella di Treviso, mi prometto di rifarla in questi giorni, speriamo che non piova. Buongiorno Marino, non ci vediamo da un po'. Bledi, dove eri? Andrea, per risolvere i problemi con Facebook senti un ottimo Colau, dovrebbe avere i contatti giusti. Sì, ma purtroppo ieri mi hanno chiamato dall'Inghilterra, non so se era Facebook, ci stanno lavorando in un'equipe. Probabilmente dovrò chiudere questa pagina e riaprirle un'altra, perché da pagina giornalista non va bene, devo fare personaggio pubblico, allora le regole sono troppe, è un macello totale. Il business manager. Allora, buongiorno, visita solo ad un parente al giorno di Pasqua all'interno della regione, partiamo dal parente più distante e a scendere ci fermiamo dagli altri. Matteo, non si può, è solo uno in teoria. Va bene, poi Pippo che dice: fin quando non si stabilisce chi muore di solo Covid sono in pochi, chi viene fatto passare per decesso Covid, riguardo quanto facesti vedere la prima pagina Verità, praticamente decessi taroccati. Pippo, ricordi che la Verità è uscita dopo la nostra inchiesta, però, cioè l'avevamo già fatta noi a partire da quello che avevamo capito in Veneto. Giuliana, Instagram, perché tutto chiuso ma per Pasqua e Pasquetta amici che fanno feste e vacanze all'estero? Nicola, grande Nicola, noi ieri a Padova come iscritti della CC, Associazione Commercianti del Centro, abbiamo manifestato in Piazza dei Signori, almeno per provare a farci sentire. Bravissimo Nicola, tantissime manifestazioni, un'altra mi pare che fosse a Treviso, a Venezia, non mi ricordo dove, l'abbiamo seguita nei telegiornali con le partite IVA in croce, cioè hanno bruciato gli F24, questo stanno facendo gli imprenditori che non capiscono più, non ce la fanno più, perché poi arrivano i ristori tra l'1,7 e il 5%, e cosa ci devono fare con quei soldini che sono infinitamente minori rispetto a quello che hanno perso. Allora, dunque il Corriere del Veneto oggi titola: ora il Veneto punta all'arancione, perché oggi arrivano i colori, probabilmente Friuli Giulia resta rosso, il Veneto potrebbe arrivare all'arancione.
cambia che ovviamente si riaprono i negozi, e questo è importante. Gazzettino, vaccini lumache, caos rinvii, sulla tribuna di Treviso, prenotazioni, portale in tilt, quello che era partito proprio ieri, in Veneto per la prenotazione, il Corriere Nazionale, le regioni dateci più vaccini, perché se no non si fa nulla ovviamente. Repubblica, spiati da 80 agenti russi, e questo è il nostro amico capitano di fregatura, come dice Gramellini oggi sul Corriere. Non possono le forze dell'ordine prendere i colpi diretti al governo. Certo, Edoardo, vanno protette le forze dell'ordine, su questo non c'è alcun dubbio. Poi ieri sera mi ha colpito un'altra cosa, che ha detto sì, che ha detto Renzo Tondo, cioè l'ex governatore del Friuli Venezia Giulia, oggi parlamentare Renzo Tondo, che qualche settimana fa, ciao Alex, ha scherzato dicendo io bevo un grappino, sto all'aria aperta, faccio sport, evito così il contagio e via dicendo. Ieri sera ha insistito, mi ha colpito davvero tanto, è un Novax, cioè di fatto Renzo Tondo è un Novax, e quindi dice no, io non farò il vaccino, pensiamo alle persone che sono ancora chiuse, gli imprenditori in difficoltà, pensiamo ai giovani di oggi che sono dimenticati da tutti, che hanno problemi seri, alla psicologia di queste persone, alla psiche di queste persone, pensiamo a tutti questi problemi, ma ha insistito dicendo io francamente finché non si fa chiarezza da tutti i punti di vista, compreso il vaccino, compreso gli atteggiamenti, comprese le regole, io non faccio il vaccino. Cioè fondamentalmente Renzo Tondo ieri sera ci ha spiegato di essere un Novax, e questo mi ha colpito molto. È contrario anche al decreto che impone l'obbligo vaccinale ai sanitari, cioè è andato veramente giù durissimo ieri sera nel corso di Ring. L'OMS è straordinaria, persino l'OMS, voi sapete quali minchiate ha fatto l'OMS durante questo anno, quali stupidaggini ci ha detto, prima detto, poi smentito, poi l'indagine che non riescono a fare nemmeno loro grazie agli amici cinesi in Cina, seriamente su quello che è successo e l'origine del virus, dovesse mai aver avuto realmente origine lì. Ma insomma, vedremo. Questo OMS, persino l'OMS, prende in giro l'Europa e ci dice che siamo delle ciofeche, fondamentalmente dice che è un'inaccettabile lentezza con la quale si procede alle vaccinazioni in Europa. L'OMS, perfino l'OMS, dice che l'Europa è lenta e tutto questo è inaccettabile. Lo diciamo all'amica Ursula von der Leyen, che forse era troppo felice e aveva lanciato l'immunità di gregge con eccessivo anticipo, e vedete poi i ritardi che invece ci sono. Volevo arrivare al Veneto prima di Conte, bug, tilt nel portale della regione, purtroppo nel primo giorno siamo arrivati al record di 37.267 vaccini l'altro giorno, e fatto 18.000 prenotazioni da questo portale, che poi però è andato in tilt, c'è il numero di telefono verde, insomma tutto non raggiungibile, insomma è stata una giornata oggettivamente di caos. Il problema in fondo a tutto questo, e ne parlavamo già ieri, è che mancano i vaccini. Mancando i vaccini che arrivano in ritardo, salta tutta la vaccinazione corposa di massa che si deve fare, che realmente non è ancora iniziata, perché per arrivare a 500.000 dosi chissà quando ci arriveremo, anche perché Johnson Johnson arrivano poche nelle prime settimane di aprile. Insomma, il problema di questo Sole Rossi, pare si prepari alle comunali 2021 qua da noi a Trieste. Renzo Tondo, no, non credo proprio, è parlamentare, starà parlamentare fino al 2023 Sole, credo. Buongiorno Ferdi, oggi che ospiti a Ring, dopo li diciamo Fabio. Che cosa stavo dicendo? Che quindi il problema di correre e fare le classifiche tra regioni, cosa ha fatto? Ha spinto tutti quanti a fare più vaccini possibili, cioè attingendo al magazzino, esattamente come aveva detto Figliuolo, per fare più vaccini possibili, perché tanto poi le altre dosi arrivano in tempo per il richiamo. Bene, purtroppo non è successo questo. Quindi il Veneto fa più di 90% dei vaccini consegnati, e il risultato è che saltano le vaccinazioni previste prima dose, perché il governo, l'Europa, chi è, non manda i vaccini previsti, Pfizer, Moderna e AstraZeneca, anzi Vaxzevria, soprattutto in ritardo. E saltano addirittura alcuni richiami, e ci hanno scritto, ovviamente, per carità saranno spostati soltanto di alcune ore, però tutto questo sistema di fare a gara tra le regioni
di fare queste classifiche, ne discutevamo ieri sera, tra chi è più bravo e meno bravo, chi è primo, chi è terzultimo, chi è quartultimo, e il risultato spinge i governatori magari a vaccinare di più, attingendo al magazzino, e poi ci troviamo in questa situazione. La mancanza di vaccini hanno sequestrato il principio attivo, era troppo alcolico, grappa a Treviso, meglio sorridere. È vero, grande Aldo. Andrea, ieri sera non ho condiviso il ragionamento dell'onorevole Tondo, lo so Andrea, campagna vaccinale e tutela della salute delle imprese e quindi dei posti di lavoro, ha colpito molto anche me, Tondo ieri sera. Agnoletto, Spagnoletto, Alessandro, quando andrà, quando ancora potrà durare questa falsa calma? Non appena cade il divieto di licenziamento voglio vedere cosa succede. Alessandro, siamo terrorizzati tutti da quello. Bleri, dove sono i leghisti, quelli che la gente ha bisogno di libertà, di lavorare, di vivere, eccetera, eccetera? Dov'è Salvini? Pensa, se fosse stato Conte a chiudere tutto come sta facendo Draghi, un casino li buttavano addosso. Guarda Bleri, io sono perfettamente d'accordo con te, perfettamente d'accordo con te. Intanto Russia e Cina si uniscono per vaccinare in Asia, creando pure il vaccino per minorenni. Ormai è una guerra contro l'Europa europeista. Vedi, Matteo, ne abbiamo discusso proprio ieri e guarda cosa sta succedendo. Conte torna, dobbiamo rifondare il movimento, non ha dato risposta su molti temi oggettivamente, però arriva il nuovo logo, sarà un movimento verde, ci sono stati degli errori, bisogna ammetterlo, non spaventatevi. Ha parlato però di due aspetti interessanti che secondo me, io eravamo in diretta, quindi vedevo un po' il report dagli amici dei 5 Stelle che mi dicevano cosa stesse succedendo intanto alla loro assemblea. E ha parlato di preparazione, cioè ha parlato di competenza, esperienza e competenza, e quindi questo è il passaggio importante, cioè siete così convinti che dopo 2 mandati le persone debbano andare a casa? Certo, perché devono restare a disposizione degli altri colleghi, ma siamo sicuri che una volta capiti i sistemi, capito i regolamenti, capito come funziona la macchina dal Consiglio Comunale, regionale al Parlamento, debbano andare a casa, perché poi la politica si fa in quelle aule lì anche, oltre che in strada magari. Però il problema è che perdono un po' di competenza, mentre Grillo è convinto che se non mantengono anche questo dogma dei 2 mandati finiscono al 5%, probabilmente Conte, parlando di esperienza, e l'esperienza di chi ha lavorato al Movimento 5 Stelle messa nel direttorio evidentemente, e non solo, posso immaginare, dà uno spiraglio differente del per ora leader Giuseppe Conte, un capitano di fregatura da leggere Gramellini oggi, al di là di tutte le ricostruzioni, insomma, tengo famiglia, l'ho fatto per la mia famiglia, tutto il resto, il mutuo, e lo definisce il capitano di fregatura Gramellini oggi, fantastico. E questo tengo famiglia dimentica che però lui ha messo in pericolo tutte le altre famiglie, probabilmente, rivelando quei documenti, quei 180 documenti, 9 top secret, segretissimi, 47 classificati, era la logistica, erano i fornimenti, erano le regole di ingaggio, l'abbiamo detto 1000 volte, dei nostri militari all'estero, della NATO, dei nostri militari, quindi nel proteggere la sua famiglia, mette in pericolo magari quella degli altri. Nicola, ciao Ferdi, purtroppo devo lasciarti per un appuntamento, continua così. Grande Nicola, ma abbiamo concluso. Ci vediamo stasera a Ring alle 21 su Tele4. Ciao Ferdinando, buona Pasqua, ma Manuel anche a te, a tutti quanti, ma insomma ci vediamo ancora in questi giorni, dai, prima di Pasqua. E questa sera alle 21 con Ring parliamo della città di Trieste, Porto Vecchio, verso la campagna elettorale, insomma tutte le tematiche che riguardano la città. Giuseppe Chi parla lui di esperienza, qualcosa non mi quadra. Vabbè, insomma, Pippo, la critica ci sta. Ci vediamo alle 21 stasera. Ciao a tutti.